Lynx Latina Camedosson è una sfida già particolare, una ha sempre vinto in casa, l'altra ha sempre perso in trasferta, è la quinta giornata in Serie A. Buonasera dalla Pala Bianchina, andiamo alla lettura delle formazioni con il Lynx Latina che schiera con il numero 1 Mirko Casassa, il numero 9 Juan Carlos, numero 10 Alemao che è il capitano, numero 11 Caio Giapa, numero 12 Menichela, numero 13 Tiago Bissoni, numero 17 Federico Palmeggiani, 18 Stefano Pilloni, numero 20 Francesco Lo Cicero, 21 Pedrigno, 22 Sportoletti, 28 Johnny che è in panchina ma non sarà della partita, 30 Nas, 35 Mazzoni il tecnico Piero Basile. Il Camedosson risponde col numero 1 Pietrangelo, numero 22 Tondi che è il secondo portiere, del 25 Azzalin che è il terzo, 2 Belsito che è il capitano, 8 Ugherani, 10 Juan Fran, 12 Pablo Vieira, Giapa Vieira, 15 Edgar Bertoni, 17 Igor, 19 Azzoni, 20 Grippi, 21 Murilo, 23 Trovato. Il tecnico Silvio Roccia. Gli arbitri del match saranno Dario Pizzuto della sezione di Lecce che è il primo arbitro, Simone Zanfino della sezione di Agropoli che è il secondo. Il crono sarà diretto da Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Come abbiamo detto siamo alla quinta giornata, c'è il CT della nazionale Alessio Musti con i suoi collaboratori Ciccio Angelini e Alfredo Paniccia. Tra poco andremo anche ad affrontare il discorso della nazionale che affronterà il main round a Eboli la prossima settimana. Infatti questa è l'ultima giornata prima della sosta per 2 settimane. Il campionato tornerà il 2 novembre, poi ne parleremo durante la telecronaca. Camedosson che attaccherà da sinistra verso destra in questa prima frazione di gioco in Latina in classica divisa nero-azzurra, da destra verso sinistra con Basile che ha schierato il quintetto con Casassa, Trepali, Caio Giapa, Bissoni, Lo Cicero e Alemao. Anzi Alemao che prende il posto di Lo Cicero, cambio dell'ultimo momento da parte di Basile. Risponde Silvio Roccia con Pietrangelo, Igor, con il numero 17 Igor, il numero 12 Giapa Vieira, Murilo e Edgar Bertoni. Si parte quindi qui al Pala Bianchini dopo 8 secondi, 0-0. Caio Giapa, palla per Alemao, lungolinea per Bissoni, lancio lungo di Tiago Bissoni col colpo di testa proprio di Igor. La sfera arriva a Caio Giapa che però perde il duello con Giapa Vieira. Rimessa per la Camedosson con Murilo. Camedosson che qui l'anno scorso stravinse la penultima giornata di campionato. Intanto il Latina con Pedrigno, va via Pedrigno, Pietrangelo, Pedrigno, palla al centro con Bertoni che rischia l'autorete con il Latina ad un passo dal vantaggio. Primo squillo del team allenato da Piero Basile che proviene da 2 sconfitte di fila, dalle 2 trasferte di fila, prima con la Sandro Abate e poi con l'Acqua e Sapone. 2 brutte sconfitte da parte dei nerazzurri, dove anche un ottimo primo tempo sul campo della Sandro Abate, poi la squadra è incredibilmente crollata nella ripresa, come ha anche sottolineato il tecnico nei vari pre-gara, soprattutto nel pre-gara con l'Acqua e Sapone. Camedosson invece che ha totalizzato 4 punti perdendo le 2 trasferte fin qui sul campo del Caos Mantova per 6-2, sul campo del Petrarca contro praticamente le 2 neopromosse del campionato solo 4 punti. Ha pareggiato l'ultima con l'Aniene. Intanto ancora Bissoni che apre il sinistro, Bissoni che ha realizzato il gol del 2-1 sul campo dell'Acqua e Sapone che aveva riaperto le speranze per il Latina. Poi l'Acqua e Sapone l'ha chiusa sul 4-1. Bissoni che è andato a segno anche a Cercola contro la Sandra Abate per il gol del momentaneo 1-1 come si era poi concluso il primo tempo. Poi la Sandra Abate si è imposta per 5-1. Sandra Abate che domani alle 18 a Cercola ospiterà l'Acqua e Sapone che sabato scorso ha battuto il Latina. Andiamo alla cronaca della gara con Pedrigno, Tiago Bissoni attaccato da Bertoni, Alemao lungolinea, il tocco di Igor, rimessa per il Latina. Alemao che proprio nell'ultimo secondo ha preso il posto di Lo Cicero che era stato dato nel quintetto iniziale. Quindi Lo Cicero, il nazionale italiano non convocato per il main round, anche nella prelista siede in panchina. Quindi Alemao, Caio Giapa, Tiago Bissoni, lancio lungo per Pedrigno che attacca le spalle di Murilo. Il numero 21 però non riesce ad agganciare la sfera, palla che si spegne sul fondo, rimessa dal fondo con Pietrangelo pronto alla battuta. Tanti cambi sia per il Latina che per la Camedosson, soprattutto il Latina che ha rivoluzionato notevolmente la squadra rispetto alla Latina Camedosson del 5 aprile che era la penultima giornata, con il Latina che perse in maniera meritata contro una Camedosson proiettata ai playoff scudetto. Poi la sconfitta con l'Arzignano. Intanto Igor, palla alta
perse in casa con il Rieti, poi perse in casa con la Feldi, e Latina potette brindare alla salvezza dopo una stagione davvero difficile. Sono cambiate tante cose, ora c'è Piero Basile in panchina, una squadra totalmente nuova, squadra che è partita benissimo con la vittoria sul campo del Petrarca, poi qui in casa con la Linea 2 settimane fa, poi il doppio stop in trasferta, ora nuovamente in casa contro la Camedosson prima della sosta. Intanto Caio Giapa attaccato da Igor, la palla uscita da Igor subito per Vieira, la parata di Casassa, primo squillo anche della Camedosson. Alemao, Pedrigno, non salta Bertoni che torna da Pietrangelo, lancio di Pietrangelo per il suo collega Casassa. Alemao, ancora Caio Giapa che punta Bertoni, saggiamente torna da Alemao. Bertoni non è un cliente facile, Pedrigno intanto si accentra, seguito a Duomo da Igor. Alemao, palla per Pedrigno che va via questa volta Bertoni, la tiene in campo Pedrigno, anzi no, non riesce l'ex Maritime ad evitare la rimessa per la Camedosson quando sono trascorsi 2 minuti 17 secondi sul cronometro. 0-0, già uno squillo del Latina con il quasi autogol di Bertoni, poi il tentativo anche della Camedosson con Giapa Vieira, autore già di 4 reti in questo avvio di campionato, e il capocannoniere della Camedosson Murilo. Eccolo qui, Giapa Vieira col numero 12. Igor, ancora Bertoni che punta Pedrigno, torna da Vieira, ancora per Bertoni, Pedrigno fa buona guardia, palla che si spegne fuori con Casassa pronto alla battuta. Casassa, Tiago Bissoni, Caio Giapa, lungolinea per Lo Cicero appena entrato proprio al posto di Alemao. Caio Giapa, Cicciolo Cicero si accentra, cerca e non trova Bissoni, poi Caio Giapa il sinistro di Vieira addosso al signor Pezzuto di Lecce, rimessa per il Latina. Siamo giunti alla quinta giornata del campionato di Serie A, iniziato il 20 settembre, tante partite interessanti tra oggi e domani. Oggi torna anche la diretta Rai. Intanto attenzione all'errore con Casassa che deve anticipare il numero 19 Azzoni, appena entrato. Azzoni e Ugherani che invece faranno parte della spedizione di Alessio Musti ad Eboli, che partirà la prossima settimana con il main round, partirà il cammino verso il mondiale in Lituania. Ne parleremo durante la telecronaca. Intanto sono entrati anche i tifosi del Latina. Il destro di Bertoni sulla schiena di Juan Carlos appena entrato. Stiamo dicendo che è tornata la diretta Rai con Petrarca Signor Prestito alle 20:45. Signor Prestito, la grande rivelazione del campionato, con 9 punti al terzo posto in classifica, -1 dalla coppia storica ormai Ital Service Pesaro, ed acqua e sapori Ital Service Pesaro, che ovviamente ieri ha staccato il pass per l'Elite Round di UEFA Futsal Cup grazie alla seconda vittoria consecutiva. Grande traguardo per gli uomini di Colini. Juan Carlos, Bissoni di prima per Juan Carlos, attaccato, torna da Anas, la finta di Anas se la porta sul destro, palla sul fondo, ancora Latina con Basile che ha cambiato 3/4 di squadra. Basile che, per quello che abbiamo potuto capire, non rinuncia mai a Tiago Bissoni, che è il giocatore più utilizzato dal tecnico ex Feldi ed ex Cisternino, che ha già guidato il Latina nel triennio 2014-2017. Intanto il lancio sbagliato di Pietrangelo, palla per Casassa. Lo Cicero, lungolinea per Anas che va via, esterno per Juan Carlos, anticipato da Belsito, va via Belsito, il destro Anas, poi ancora Camedosson con Azzoni che si divora il gol del vantaggio servito da Ugherani. Primo squillo vero della Camedosson. Juan Carlos, Mazzoni appena entrato, Lo Cicero, passaggio di Azzoni, passaggio di Mazzoni intercettato da Azzoni, poi Anas costretto al lancio lungo, attaccato dal suo avversario Lo Cicero, marcato ad uomo da Ugherani. Ugherani è arrivato dal Lido di Ostia dopo la sua stagione strepitosa l'anno scorso, ha trascinato al son di gol la squadra laziale in Serie A. Poi il passaggio alla Camedosson con tanto di convocazione da parte di Alessio Musti. Intanto rimessa
per il Latina. Noi siamo giunti al quinto minuto. 0-0 il punteggio, 0 anche il conteggio dei falli. Lo Cicero la battuta. Anas, Mazzoni, ancora Anas in versione centrale, attaccato proprio da Azzoni, va via Anas, ancora Anas col tocco poi di Grippi, ma l'ultimo tocco è del numero 20, non di Anas, tra le proteste proprio di Grippi, rimessa per il Latina. Azzoni, altro acquisto della Camedosson arrivato dal Meta Catania. Anas, palla per Juan Carlos sul fondo. Latina ad un passo dall'1-0, sempre con Juan Carlos. Il passaggio di Azzoni sbagliato con la pressione del Latina che viene premiata, rimessa dal fondo con Casassa pronto alla battuta. Mazzoni, Lo Cicero, attaccato da Ugherani. Juan Carlos di prima, rischioso per Anas. Il tocco di Azzoni, rimessa per il Latina. Anas, Mazzoni, non salta Azzoni, anzi Grippi. Mazzoni, Juan Carlos, palla per Anas che se la porta sul sinistro, chiude lo spazio Ugherani. Juan Carlos, palla per Caio Giappa, appena entrato, l'ultimo tocco dell'ex Maritime, rimessa per la Camedosson. 0-0 sempre il punteggio, 14:47 da giocare. Belsito, Ugherani di prima, ottima l'idea per Azzoni che la tiene, ancora Belsito, si fa vedere Grippi nel cerchio di centrocampo, il passaggio proprio per Azzoni, poi Ugherani, avanza la Came, palla per Belsito, Mazzoni ci mette una pezza, riparte il Latina, ancora con Mazzoni, la palla resta lì, con il tentativo di Azzoni e la parata di Mirko Casassa. Rimessa in zona d'attacco per la Camedosson. Grippi alla battuta. Movimento di Ugherani, Grippi vuole andare da Azzoni che calcia male. Palla addirittura in rimessa laterale. Con Azzoni che lascia il posto a Giapavieira. Caio Giappa, Mazzoni di prima col tocco proprio di Giapavieira, rimessa per il Lynx Latina. Mazzoni, Anas, lancio perfetto per Juan Carlos che la mette giù col petto, ancora Juan Carlos attaccato da Belsito, si allargano le maglie tra i due, si gira Juan Carlos che poi apre il sinistro con la testa, Pietrangelo in calcio d'angolo, il secondo per il Lynx Latina. Caio Giappa alla battuta. Caio Giappa, palla al centro per Juan Carlos, al rimorchio, palla alta, classico schema del Lynx Latina. Juan Carlos l'anno scorso segnò 4 gol, l'ultimo contro la Lazio, proprio con questa volée per il momentaneo 1-0, poi la Lazio vinse 4-2. Lancio di Pietrangelo, stop di petto di Giapavieira, di prima per Belsito, Casassa, fallo di Belsito su Casassa, il primo fallo di questa partita, lo ha commesso il capitano della Camedosson sull'estremo difensore del Latina. Pronto alla battuta Caio Giappa. Bissoni, lancio lungo per Juan Carlos che la tiene, serve Pedrinho appena entrato. Bissoni rischia tantissimo, la recupera Ugherani, poi Pedrinho dopo il passaggio di Juan Carlos. Caio Giappa di prima per Juan Carlos, si apre il Latina proprio con Juan Carlos, la finta del numero 9, fallo
abbastanza netto di Grippi su Juan Carlos, secondo fallo della Kame Dawson, fallo speso benissimo da Grippi perché Juan Carlos stava per calciare. Grazie a Paolo Carmani. Calcio di punizioni con Alemao e Bissoni sulla sfera. Si allontana Alemao, si avvicina Juan Carlos, schema per il Lynx Latina. Parte Juan Carlos, il destro di Juan Carlos sul fondo. Palla che ha attraversato le gambe di Igor. Brivido per la Kame Dawson. Pietrangelo, lancio lungo per il suo collega Casassa. Bissoni, splendido per Alemao, ancora Bissoni d'esterno per Juan Carlos, passaggio abbastanza lungo per il pivot spagnolo al suo secondo anno qui alla Lynx Latina. Rimessa per la Kame Dawson con Juan Fran alla battuta, penetrato il talento arrivato dal Barcellona. Intanto il colpo di testa di Alemao, dell'altro numero 10, il capitano del Latina. Bissoni, attaccato da Igor. Bissoni rischia, Igor rischia anche Bissoni. Igor tiene benissimo la posizione, Bissoni è costretto ad alzare la sfera e se la porta fuori. Rimessa per la Kame Dawson. La palla era uscita prima del lancio di Bissoni, quindi sarà una rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite con Igor alla battuta. Ottima la marcatura del numero 17 su Bissoni. Grippi, imbucata per Vieira, va via Vieira, Vieira sul fondo, mamma mia che giocata del numero 12. Si è girato benissimo, quando Vieira si gira così fa davvero paura. Casassa, Alemao, centrale per Pedrinho che va via in mezzo a tre, va via Pedrinho, viene fermato da Igor, riparte la Kame proprio con Igor che torna da Vieira che poco fa si è divorato il gol dell'1-0 dopo una grande giocata. Intanto salta Alemao ma non salta Bissoni, il tocco è di Bissoni, rimessa per la Kame Dawson. Grippi alla battuta, Igor, Juan Fran, ancora Grippi, ancora Juan Fran di prima, colpisce Pedrinho, un po' fortunato il numero 10, torna da Igor, si risistema la Kame, già Vieira, Juan Fran, va via Juan Fran, apre il destro e questa sì che era una grossa occasione, ma c'è stato il tocco di Pedrinho col ginocchio, primo angolo per la Kame Dawson. Ottimo intervento di Pedrinho perché il tiro di Juan Fran era diretto in porta. Angolo, Igor, palla fuori per Grippi, la palla resta lì, colpo di testa di Juan Fran, la mette fuori Alemao, poi Caio Giapa, scontro con Grippi credo, sì, fallo di Grippi. Grippi dice si è tuffato, non abbiamo l'ausilio del replay e all'8° minuto arriva anche il terzo fallo da parte della Kame Dawson. (12 da giocare). Bissoni cerca e trova Pedrinho che si gira, Pedrinho va via, scivolata perfetta di Juan Fran, rimessa per il Latina. Arrivato dal Barcellona Juan Fran, classe 99. Alemao, Pedrinho al volo, palla al centro, il ginocchio di Igor, rimessa ancora per il Latina. Bissoni, palla per Alemao,
Se la porta sul sinistro, la finta di Alemao, esce Pietrangelo, poi ci mette una pezza proprio Juan Fran, riparte la Kame con Bertoni. Giapa, Bertoni contro Caio Giapa, l'altro Igor, se la porta sul destro, palla per Giapa Vieira, il tocco di Anas, ma l'ultimo tocco del numero 12 della Kame Dosson, rimessa per il Latina. Bissoni sbaglia tutto, Bissoni, rimessa per la Kame. Bertoni alla battuta, alla per Igor, poi Juan Fran, ancora Igor, Juan Fran, Satanas con una finta di corpo, poi ancora il numero 10 attaccato da Anas, questa volta la meglio il numero 30. Cerca e trova Palmegiani che va via. Eccolo qui, Federico Palmegiani che si complica un po' la vita, poi ne esce benissimo. Anas, il tocco di Bertoni, Caio Giapa, Bissoni, lancio lungo per Palmegiani che colpisce di testa ma non la tiene in campo, rimessa per la Kame Dosson. Buon impatto sulla sfera, sulla partita da parte di Federico Palmegiani, 18 anni a novembre, nazionale under 19, uno dei pilastri della squadra di Carmine Tarantino insieme allo Cicero. Intanto Caio Giapa proprio per Palmegiani, palla al centro, il tocco di Igor, terzo angolo per il Latina. Caio Giapa, Anas, Caio Giapa, ancora Anas, la finta è ultimo uomo, deve fare attenzione alla giocata di Anas che però se la allunga, la sfera torna a Pietrangelo. Grippi, calcia via per Bertoni di testa, Casassa in due tempi, Palmegiani, Bissoni, c'è Anas, Bissoni va via, Bissoni, palla per Anas, si salva in qualche modo il Kame Dosson, la Kame Dosson. Poi il fallo netto di Anas, c'era anche Palmegiani sull'altro lato, grande però l'azione di Bissoni che dal niente ha creato un 3 contro 1 con un'incursione. Bertoni, palla per Azzoni, Azzoni non riesce ad arrivare sulla sfera, rimessa per il Latina quando ormai siamo giunti alla metà di questo primo tempo. 0-0 il punteggio. Anas, lungolinea per Caio Giapa, attaccato, raddoppiato, va via Caio Giapa, se la allunga, rimessa dal fondo per la Kame con Pietrangelo, pronto alla battuta. Murilo, Bertoni, ancora Murilo di prima, Juan Carlos, ottima lasciata di Caio, intanto Belsito vince il rimpallo, tacco, è un 2 contro 1, Azzoni, Juan Carlos in qualche modo si complica un po' la vita. Juan Carlos, Bertoni, palla per Belsito, passaggio un po' troppo lungo ma qui Juan Carlos stava per commettere un suicidio clamoroso, tentare di saltare l'uomo sulla propria tre quarti. Bertoni ha sbagliato il passaggio per il suo compagno di squadra. Intanto il lancio proprio per Juan Carlos che di prima serve Anas, va via il numero 30, ancora Anas, se la porta sul destro, palla alta sopra la traversa, squillo di Anas. Pietrangelo, Bertoni di prima, Murilo di prima per Belsito, se la porta forse con l'aiuto del braccio sinistro. Casassa mette d'accordo tutti, lancio di Casassa per Palmegiani, attaccato da Pietrangelo, l'ultimo tocco è del 17, riparte la Kame con Murilo, si accentra Murilo, Casassa in angolo, che parata del portiere ex Acquestapone. 0-0, Kame 25, un fallo Latina, 3 falli. Secondo angolo per la Kame Dosson. Intanto Azzoni, Caio Giapa, sono pronti Pedrigno e Tiago Bissoni. Ancora 9 minuti e 24 secondi da giocare in questo primo tempo, sempre 0-0. Bertoni, suola, destro di Bertoni, palo! Belsito, Casassa! Kame ad un passo dal vantaggio.
Probabilmente sul destro di Bertoni c'è stata una deviazione, poi il salvataggio ancora di Casassa. Palla al centro, capisce tutto Caio Giapa che non salta Murillo, la palla resta lì col destro di Belsito. Casassa guarda la sfera e soffia. Palla sul fondo. Entrato Pedrigno, lancio di Casassa per Juan Carlos. Si scontra con Pietrangelo, poi Pietrangelo calcia via. Rimessa per il Latina. Intanto resta a terra Juan Carlos. Dopo lo scontro con l'estremo difensore della Came si rialza il pivot spagnolo. Tutto regolare. Juan Carlos rimanda indietro il dottore. E intanto, come abbiamo detto prima, la presenza di Alessio Musti, che da mercoledì ritroverà 19 giocatori ad Eboli prima del main round che partirà giovedì 24 ottobre contro la Bielorussia alle 20:30 al Palasele di Eboli. Pedrigno, Caio Giapa, Anas, attaccato il tocco di Bertoni, poi Pedrigno si accentra, Juan Carlos, va via il numero 9. Caio Giapa per Anas che se la porta sul sinistro, questa volta anticipato in qualche modo. Murillo completa il rinvio. Caio Giapa alla battuta. Lancio lungo per Juan Carlos. Pietrangelo la fa sua. Non serve Bertoni perché è marcato. Va da Murillo, lungo linea col tocco di Juan Carlos. Rimessa per la Came. Basile con la lavagnetta, probabile il time out per il Latina, la prossima. Intanto Igor, Bertoni, ancora Igor, attaccato da Juan Carlos, Murillo, Igor, far girare palla alla Came, Azzoni, 1-2 con Murillo, va via Azzoni, Anas fa buona guardia, rimessa dal fondo per il Latina, con Anas che lascia il posto a Mazzoni. Casassa alla battuta. Mazzoni, Pedrigno cerca e trova Juan Carlos che di prima sbaglia tutto. Rimessa ancora per la Came con Murillo alla battuta. Igor, Azzoni di prima per Murillo. Pedrigno deve arretrare, la palla resta lì. Juan Carlos di prima per Pedrigno, lo stop poi ancora per Juan Carlos, scambiano i due. Perde la sfera Pedrigno, poi Azzoni, Mazzoni, va via Pedrigno sull'auto di destra, cerca Bissoni, la palla resta lì con Igor che deve velocizzare il rinvio perché Juan Carlos era alle calcagne e stava per calciare in porta. Intanto altro cambia, Lemao per Pedrigno, cambia continuamente Basile. 7:52 da giocare, 0-0 qui al Palabianchini. Poco fa la Came è andata ad un passo dall'1-0 col palo di Bertoni. Bertoni che ruppe il ghiaccio l'anno scorso con un gol pazzesco. Juan Carlos, Mazzoni, Alemao, Juan Carlos, la finta di Juan Carlos che tiene la sfera, poi serve Bissoni che calcia male, disturbato da Ugherani con esperienza il numero 8, arrivato dal Lido di Ostia. Intanto Igor, lancio per Giapaveira, attaccato da Bissoni questa volta in maniera regolare, rimessa per il Latina. Mazzoni, Bissoni in campo, questa sì che è una notizia. Juan Carlos, Mazzoni, spostato. Bissoni, camaleontico questo Latina di Basile. Lancio di Alemao col colpo di testa proprio di Mazzoni che la voleva a terra. Rimessa per la Came, 7:21 da giocare, 0-0 qui al Palabianchini. Igor, Murillo, Ugherani scatta, Murillo lo guarda, Giapaveira, la sovrapposizione di Igor, Vieira torna da Murillo, ancora Vieira, Ugherani di prima per Murillo, tacco di Murillo, il colpo poi di Alemao,
Palla per Casassa. 1-2, Bissoni Alemao, esce bene Latina, è un 3 contro 2. Alemao per Juan Carlos, 1 contro 1 con Giapaveira, scontro tra pivot con Bissoni, palla al centro, il salvataggio sempre di Igor che ha anticipato Mazzoni. Time out per il Latina. Time out richiesto da Linz Latina, risultato 0-0. Finisce il time out per Lynx Latina, 6:47 da giocare, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Basile. Ricordiamo ancora una volta che la quinta giornata si giocherà tra oggi e domani, poi lo stop per la nazionale, si torna in campo il 2 novembre con il Latina atteso dal Pesaro. Intanto il tocco di Juan Carlos, rimessa per la Camedosson. Pietrangelo, Igor, onnipresente il numero 17. Ugherani, Igor, sbaglia un passaggio, sbaglia il tocco, ma rimedia, ma regala palla a Casassa. Alemao, Juan Carlos, torna ad Alemao. Bissoni, la finita di Bissoni, capisce tutto Igor, va via. Grippi con la parata, sempre, di Mirko Casassa. Palla per il destro violentissimo di Igor sul collo di Juan Carlos. Igor, Ugherani, torna da Grippi che sbaglia il controllo dopo un passaggio non facile. Poi Alemao, Mazzoni, il tocco di Igor, Bissoni alza la sfera per Juan Carlos, 1-2, troppo lungo, la recupera la Came. Ugherani, va via il numero 8, ancora Ugherani. Il ritorno di Alemao, ma la rimessa è per la Came. Giusto. L'ultimo tocco è del capitano dell'Inx Latina. 5:54. 0-0. Ugherani alla battuta. Intanto c'è un problema per Alemao che resta a terra. Cala il silenzio qui al Palabianchini. Probabile un problema alla caviglia per Alemao. Si tocca la caviglia al numero 10. 0-0, 5:54 da giocare, come il nostro cameraman ci fa notare. Ne approfittiamo per parlare degli impegni della nazionale. Ricordiamo l'esordio giovedì 24 ottobre alla Palasede, scusate, di Eboli alle ore 20:30 contro la Bielorussia, poi il giorno dopo sempre alle 19 contro l'Inghilterra, a concludere domenica 27 Ungheria-Italia ore 16. Questo triplo impegno per la nazionale di Alessio Musti, che in questa prelista sono stati convocati ben 19 giocatori per il mondiale che si avrà dal 28 giugno al 2 febbraio del 2020 in Lituania. Intanto il lancio di Ugherani sbagliato.
Casassa pronto alla battuta. Pedrinho in crescita il numero 21. Anas attaccato da Vieira, rischia tantissimo Anas, però intanto arriva il fallo di Vieira, il quarto per la Camedosson a 5:45. Questo potrebbe rappresentare un fattore per questi ultimi 345 secondi. Anas intanto non salta Grippi, il numero 20 lo aspettava, il 30. Juan Carlos, Pedrinho, Ugherani attaccato, poi la Nas, il tocco di Grippi, rimessa per il Lynx Latina. Rimessa ancora per il Latina da ribattere. Juan Carlos attaccato da Grippi. Juan Carlos aspetta Nas, fermato da Igor. Rimessa per il Latina ancora in zona d'attacco. Caio Giapa alla battuta, lancio il colpo di testa di Grippi, poi Juan Carlos alla fine se la porta sul sinistro, schiacciato, rimesso dal fondo. Pietrangelo, Igor, Bertoni perde la sfera, Nas di tacco per Pedrinho che serve lo Cicero che però deve arretrare. Ancora Pedrinho, ancora lo Cicero, Caio Giapa, lo Cicero, Pedrinho, lo Cicero, Anas, Caio Giapa, partita davvero equilibratissima, qualche occasione in più per la Came. Lo Cicero, lungolinea per Pedrinho, si accentra Pedrinho, cerca e trova Nas che punta a Bertoni, ancora Nas che voleva Caio Giapa, buona l'idea, meno l'esecuzione, il tocco di Grippi, rimessa per il Lynx Latina. Anas, Pedrinho, palla sul destro, Igor fa buona guardia, Nas per Caio Giapa, si difende benissimo la Camedosson di Silvio Rocia, benissimo. Caio Giapa sbaglia il passaggio, pressione ottima della squadra ospite. 4:29, time out per Silvio Rocia. Si torna in campo dopo il time out con Murillo pronto alla battuta per questi 4 minuti e 29 secondi da giocare. 0-0, regna l'equilibrio qui al Palabianchini. Intanto Murillo, Bertoni col destro, la direzione di Caio Giapa, ancora rimessa per la Came. Igor, Bertoni, Grippi, lancio per Giapavera che la mette a terra, questa volta Bissoni non si fa sopraffare, riparte Anas ma Grippi è un giocatore molto esperto e non si fa saltare. Classe 88, Tiago Grippi. Tiago Bissoni alla battuta. Caio, Lo Cicero, Bissoni,
Lo Cicero, Caio di prima per Bissoni, si gira bene il numero 13 che poi perde un tempo di gioco. Anas per Caio, troppo forte, troppo lungo, Caio non ci arriva, rimessa per la Kame. Pietrangelo, Bertoni, Grippi di prima, sbagliato, palla troppo lunga. Anas, Lo Cicero, Anas, Caio Giappa, lungo linea per Bissoni, attaccato da Igor in maniera legale. Secondo pezzuto di Lecce, 3,49. Bissoni alla battuta, ma c'è il parquet bagnato e ci pensa Carnali. Anas, Caio Giappa, Anas, Bissoni, Grippi lo prende altissimo. Bissoni deve tornare da Casassa. Lo Cicero, pressione altissima della Kame con Bissoni che lancia Lo Cicero, la tiene il numero 20 contro Bertoni, la palla resta lì con un rimpallo, la sfera torna tra le braccia di Pietrangelo. Igor Giapaveira, il tocco di Bissoni, cambio Pedrigno per Anas, intanto Grippi per Igor, pronto Juan Fran per Silvio Roccia, si accentra Grippi, Giapaveira, Bertoni, Igor, Grippi, Bertoni, Grippi, Igor si muove e serve Giapaveira che punta a Bissoni, che bel duello tra i due. Bertoni, ancora Grippi, possesso prolungato della Kame Dosson. Igor contro Lo Cicero, lo aspetta il nazionale, poi capisce tutto Bissoni che anticipa Bertoni, riparte il Latina, ancora Bissoni, fallo no, non c'è fallo, la spallata è legale, quindi c'è rimessa per la Kame con l'ultimo tocco di Bissoni. Tra le proteste di Bissoni con Zanfino di Agropoli, voleva il fallo che poteva essere il quinto per la Kame Dosson. 2,38 da giocare, 0-0 sempre qui alla Pala Bianchini. Una partita davvero equilibrata, qualche chance in più per la Kame, soprattutto col palo di Bertoni, alcune occasioni più potenziali per il Latina. Si riparte con Grippi, Bertoni, Grippi, ancora Juan Fran di prima, Grippi sbaglia tutto, se la prende con se stesso il numero 20. Altro cambio, è uscito Pedrigno, è diventato Juan Carlos. Casassa, Caio Giappa, cerca e trova Nas, Juan Carlos, Caio Giappa, salta Igor, fallo di Caio Giappa, fallo di Igor su Caio Giappa, quinto fallo per la Kame Dosson che esaurisce il bonus a 2,17 dal termine del primo tempo. Adesso i giocatori di Silvio Roccia devono fare davvero attenzione. Juan Carlos sulla sfera. Caio Giappa, Bissoni, Anas, Bissoni, Caio Giappa, Anas, la giocata di Anas che voleva Bissoni, il tocco di Grippi, resta in avanti il Latina. Caio Giappa apre il sinistro, debole per Pietrangelo, ultimi 120 secondi, il lancio di Pietrangelo per Igor, la palla resta di Juan Fran anticipato da Caio Giappa all'ultimo tocco del numero 11 nerazzurro, quindi si ripartirà con una rimessa per la Kame. In zona d'attacco altro cambio, esce Igor ed entra Murilo. Grippi,
Bertoni, Juanfran attaccato da Juan Carlos. Di prima Grippi per Murillo che si complimenta col compagno, ma il passaggio è troppo lungo. Bissoni, Casassa di prima per Anas, si complica un po' la vita e Latina. Anas deve allontanare la sfera, intanto Juan Carlos mette un po' di fretta a Grippi, la palla arriva a Casassa, lancio di Casassa per Juan Carlos, bravissimo Pietrangelo che non si fa sorprendere da questa giocata. Caio Giapa, Bissoni, Caio Giapa ancora per Anas che punta Juanfran, va via Anas ma c'è Bertoni che lascia scorrere, rimessa a 1:21 dal termine. Pietrangelo, lancio lungo per Juanfran, ovviamente non vale il gol, non c'è stato alcun tocco, scontro tra Casassa e Juanfran, tutto regolare. Si ripartirà con Casassa che è costretto ad allontanare la sfera perché tutti i suoi compagni erano marcati. Non ha voluto rischiare l'estremo difensore ex Acquasapone. Grippi 1-2 con Juanfran, ancora Juanfran che va via, tutto regolare, parte il Latina, Anas è un 3 contro 2, Anas sbaglia il passaggio, riparte la Kame con Juanfran che va troppo di fretta e Anas ripiega, c'era Igor totalmente solo alla sua destra. Caio Giapa, ultimi 60 secondi come lo ricorda lo speaker Baratta. Wanchi, Bissoni, palla per Wanchi che non riesce a calciare, la sfera torna a Grippi che l'allontana. Bissoni, ancora Caio Giapa, se la porta sul sinistro. Caio Giapa entra in area, palla al centro, il gol! L'autorete di Grippi, 1-0 per il Latina sul tiro cross di Caio Giapa e il match si sblocca al 19° minuto. Latina avanti. Si sblocca il punteggio qui al Palabianchini. Ovviamente non è il gol di Caio Giapa, ma è un'autorete clamorosa e sfortunatissima da parte di Grippi. Pietrangelo non è riuscito ad evitare la rete e Latina sblocca il punteggio. Portiere subito di movimento, power play per Silvio Roccia che vuole andare a riposo almeno sull'1-1. Murillo, Ugherani, incredibile come si è accesa la partita. Giapa Vieira col portiere Bertoni, 11 secondi, Murillo, Giapa Vieira, Bissoni, rimessa, 7 secondi, vediamo se la Kame riesce a calciare. Murillo di prima, Giapa Vieira, cade Bissoni, Murillo deve calciare, lo fa! Casassa in angolo e finisce il primo tempo. 1-0 per il Latina, grazie all'autorete di Grippi, si va al riposo, è una partita davvero emozionante. A tra poco per la ripresa, sempre qui dal Palabianchini.
signor prestito CNB 0-0. Real Arzignano, Real Rieti 1-4. Links Latina, Came Tosson 1-0. Tutto pronto per la ripresa, come ha sottolineato lo speaker Baratta, con i risultati del primo tempo, con la Feldieboli che vince sul campo della Genova per 2-0 con l'autorete iniziale e poi il raddoppio di Poletto, il 4-1 del Rieti ad Arzignano con la squadra di Duda che ha questo triplo vantaggio, 0-0 invece tra Petrarca e Signor Prestito in diretta Rai. Latina invece che conduce, intanto Giappa Vieira sull'esterno della rete, subito uno squillo da parte della Came che ha subito il gol dello svantaggio con una sfortunata autorete di Grippi sul tentativo di Caio Giappa, con il vantaggio del Latina proprio a 35 secondi dal termine del primo tempo. Ovviamente Latina attaccherà da destra verso sinistra in questa ripresa in classica divisa nerazzurra. Bianca-azzurra invece per completo tutto bianco con le sfumature azzurre per la Came che attaccherà da destra verso sinistra e Latina da sinistra verso destra. Intanto Palmeggiani titolare in questa ripresa, tenta subito l'affondo Pedrigno, Caio Giappa, Casassa, Pedrigno, Caio Giappa, lancio lungo per Bissoni, la sfera torna a Murilo, poi Giappa Vieira, va via Murilo, ci mette il ginocchio Casassa, Bertoni col destro sul fianco di Caio, rimessa per la Came che ha iniziato in maniera incredibile questa ripresa, vuole agguantare il pari quanto prima la squadra di Silvio Rocia che ha schierato il portiere di movimento negli ultimi 35 secondi del primo tempo con la parata di Casassa su Murilo, è stata l'ultima chance del primo tempo. E intanto Came ancora proiettata in avanti in questo primo minuto di gioco. Ci prova Igor, scivola, rimessa, respira il Latina, Casassa, Palmeggiani, Bissoni di prima per Pedrigno che sfugge, ma c'è Pietrangelo che fa buona guardia, rimessa dal fondo per la Came Tosson. Igor si accentra, Bertoni, Igor, Murilo, Vieira, Igor, sfida tra 17, scivola ancora Igor, rimessa per il Latina. Bissoni, Pedrigno, sbaglia tutto, costretto anche all'errore Igor, l'imbucata per Murilo, poi Giappa Vieira sul secondo palo, fa buona guardia Caio Giappa, ancora Came Tosson con Murilo, palla per Bertoni, in qualche modo il Latina, ma la sfera torna a Igor, attaccato da Pedrigno, Murilo, Bertoni di prima, Vieira per Murilo, poi c'è Igor, ancora Bertoni, la giocata di Bertoni, il tocco di Casassa, angolo, il secondo per la Came Tosson in questa ripresa. Came Tosson che sta attaccando a sprombattuto alla ricerca del pari. Incredibile inizio di ripresa da parte dei ragazzi di Silvio Rocia, il tecnico si sarà fatto sentire negli spogliatoi. Angolo, si è rialzato Bertoni, Murilo alla battuta, alla per Igor sul petto di Caio Giappa. Murilo l'ha battuta, Igor, Giappa,
Igor Bertoni, Igor Murillo, ancora Igor, sbaglia, va via Nas, accelera Nas, palla per Mazzoni, Igor addossa a Mazzoni, va via Nas, la finta di Anas, fallo di Bertoni, fallo di Bertoni, calcio di punizione secondo il secondo arbitro Zanfino di Agropoli. Purtroppo non abbiamo l'ausilio del replay per capire il contatto dove è avvenuto tra Bertoni e Anas. Da qui sembrava in area sinceramente, però non possiamo sbilanciarci. L'arbitro era lì. Andremo a rivedere al replay. Calcio di punizione per il Latina, primo fallo per la Camedosson. Episodio dubbio da Moviola in questo inizio di ripresa. Bissoni, Mazzoni, la finta di Caio Giapa, non Mazzoni, la palla addosso a Bertoni, poi Grippi spara via. Caio Giapa alla battuta. Bissoni, Caio Giapa, Bissoni, Caio Giapa, Mazzoni, lungo linea per Anas, Caio Giapa, va via Mazzoni, Bertoni capisce tutto, Pietrangelo in qualche modo, palla dalle parti di Casassa. Anas, Caio Giapa, Anas, lungo linea per Bissoni che la tiene in modo splendido, Tiago Bissoni. Passaggio arretrato per Anas, poi Casassa. Non la poteva giocare Casassa perché aveva avviato l'azione. Bissoni si arrabbia tantissimo con l'estremo difensore dell'Acquestapone, ex Acquestapone ovviamente. E calcio di punizione dal limite in due, pericolosissimo per i tiratori, per come ce li ha la Camedosson. Leggerezza da parte del Latina in fase di possesso. Grippi, Murillo e Bertoni. C'è Grippi, c'è anche Murillo, Bertoni si stacca. Murillo, Grippi! Proprio Grippi! Il pareggio della Camedosson al terzo minuto della ripresa. Grippi che risponde a se stesso, 1-1. Pareggio della Camedosson. Ancora Murillo sul fondo. Non c'è stato il tocco di Casassa secondo gli arbitri. Camed un passo dall'1-2 in pochi secondi. Bissoni, Anas, Caio Giapa, palla per Mazzoni, ancora Caio Giapa, la spara via Giapa Vieira. La giocata di Bissoni che va via. Juan Carlos non riesce a liberarsi della sfera. Attaccato da Belsito. Gli viene incontro Mazzoni. Caio Giapa apre il destro addosso a Bertoni. Il pareggio quindi della Camedosson. Va via intanto Juan Carlos. Complica un po' la vita a Bissoni che ne esce benissimo. Mazzoni apre il destro, Pietrangelo in angolo.
all'autorete di Grippi, ha risposto proprio Grippi. 1-1 qui alla Pala Bianchini. Leggerezza del Latina con il retropassaggio per Casassa che aveva avviato l'azione, e proprio sul calcio di punizione è arrivato il pareggio. Intanto si deve ribattere perché non c'è stato il fischio degli arbitri. C'era ancora il grande Paolo Carnali in campo ad asciugare il parquet. Si deve ribattere. Palla al centro con Juan Carlos anticipato. La sfera torna a Casassa. Caio da via Tazzoni. Juan Carlos di prima per Bissoni. Caio non riesce a servire Juan Carlos che si era sovrapposto. Mazzoni, imbucata per Juan Carlos che tiene benissimo la sfera. Bissoni, palla per Mazzoni, c'è stato un tocco di Grippi angolo, il primo di questa ripresa per il Latina. Abbastanza netto il tocco di Grippi. Siamo giunti al quarto minuto. Un minuto fa, un minuto effettivo ovviamente, il pareggio di Tiago Grippi su calcio di punizione in due battuto da Murillo dopo la leggerezza del Latina. Pareggio più che meritato per la squadra di Silvio Rocha. Juan Carlos al volo, schiaccia la sfera, palla sul fondo. Pietrangelo alla battuta. Tiago Grippi si accentra il numero 20. Imbucata per Murillo. Poi bel sito Casassa. E lo Cicero la spara via. Mazzoni la tiene in campo. No. Rimessa laterale. Murillo, Grippi, lancio lungo per Belsito che la tiene, tunnel a Juan Carlos. Belsito che poi cade, riparte Latina. Bissoni, c'è lo Cicero, palla per lo Cicero! Cicciolo Cicero, contropiede letale del Latina al quinto minuto. Il secondo gol per Luis Latina, il leone nerazzurro, con le maglie numero 20, Francesco Lo. Secondo gol in Serie A per Cicciolo Cicero. Dopo l'azione straordinaria di Tiago Bissoni, dopo l'errore di Belsito che aveva fatto una cosa eccezionale, un tunnel a Juan Carlos, stava per calciare, scivolato, contropiede letale del Latina con Bissoni che l'ha orchestrato, palla per lo Cicero che non ha sbagliato, torna a segnare Cicciolo Cicero. Primo gol in Serie A l'anno scorso sul campo del Rieti nell'ottobre proprio del 2018 e un anno dopo Cicciolo Cicero porta in vantaggio l'X Latina. Nuovamente Azzoni, palla sul fondo. Juan Carlos perde palla, Mazzoni, va via Giapavieira che poi perde un tempo di gioco, ancora Giapavieira, attaccato questa volta da Mazzoni, esce fuori da Grippi, apre il destro, tocco di Casassangolo, terzo per la Camedosson che resta proiettata in avanti, palla per il gol di Giapavieira, dove l'ha messa Giapavieira, 2-2, che partita al Pala Bianchini, quinto gol in campionato per Giapavieira. Mamma mia che gol, pareggio immediato della Camedosson. (16 secondi dopo il pareggio della Camedosson con Giapavieira).
Casassa questa volta non poteva farci nulla. Quinto gol in campionato per il giocatore della squadra veneta. 2-2, tutto da rifare per il Latina. Va via Juan Carlos, ancora Juan Carlos a fallo di Grippi su Juan Carlos. Terzo fallo per la Kame Dawson. Si ripartirà quindi con un calcio di punizione in zona d'attacco in posizione defilata per il Lynx Latina. Il pareggio immediato della Kame Dawson. Juan Carlos apre il destro, la parata di Pietrangelo, ancora Juan Carlos che poi sbaglia tutto. Igor Grippi, Igor Caio Giappa anticipazioni. Giappa, Igor, Bissoni, rimessa, Anas, Juan Carlos, Caio Giappa, palla per Pedrinho che apre il destro. Giappa Vieira si oppone. L'autore del 2-2, 5 gol in campionato in 5 partite per il numero 12 della Kame Dawson. Primo gol ovviamente stagionale per Lo Cicero. Attenzione, palla per Wanchi che spara altissimo. Terzo gol invece per Grippi. Abbiamo snocciolato un po' di statistiche dopo 6 minuti di questa ripresa. 2-2 il punteggio qui al Palabianchini. Lancio di Pietrangelo, palla per Giappa Vieira che la tiene. Giappa Vieira si gira, vince la sfida con l'altro Giaia, Caio del Latina. Che giocatore Giappa Vieira. Pedrinho per Juan Carlos, Igor gliela butta addosso, rimessa per la Kame Dawson. Murilo, palla per Bertoni di testa, la sponda, poi la sponda di testa a sua volta di Juan Carlos sbagliata, rimessa per la Kame che resta in avanti. Murilo, il colpo di testa di Pedrinho, palla che torna da Pietrangelo. Igor, Bertoni, Igor sbaglia il passaggio, pressato da Pedrinho, rimessa per il Latina. 13 minuti da giocare, 2-2 il punteggio qui al Palabianchini. Pedrinho, Caio Giappa, Anas se la porta sul destro, la mette fuori Grippi, ancora Pedrinho di tacco. Juan Carlos calcia, fermato, riparte la Kame, poi ancora Juan Carlos che si complica un po' la vita, perde palla, la sfera però arriva Anas, palo e l'autorete di Azzoni. Altro autogol da parte della Kame e il Latina torna in vantaggio al 7° minuto. 3-2.
Ovviamente non è gol di Anas perché la palla aveva colpito il palo. Sfera che era tornata nell'area piccola. Sfera che è andata addosso ad Azzoni, che non è riuscito ad evitare la seconda autorete per la Kame, la sagra degli errori oggi qui al Palabianchini. Tolto il gol ovviamente splendido di Giapaviera. L'1-0 è un'autorete, l'1-1 di Greppi su un errore, una leggerezza del Latina, il 2-1 su un errore di Belsito sfortunato perché è scivolato. Ora un'altra autorete. Partita davvero bellissima. Anas si libera Lo Cicero, fallo netto di Lo Cicero su Igor. Chiedono se Anas è spagnolo. Anas è marocchino con passaporto spagnolo. Appena giocato in nazionale Anas questa settimana col suo Marocco. Pedrinho, Anas, va via Juanfran. Anas ci mette una pezza, poi il passaggio sbagliato di Bissoni per Pedrinho, che applaude comunque le intenzioni del compagno. 12 minuti da giocare, 3-2 per il Latina, che è tornato in vantaggio poco fa con la seconda autorete di giornata da parte della Kame, questa volta di Azzoni. Igor, Murilo, Igor, 11:50, Bertoni, Juanfran esce fuori da Murilo che si allunga la sfera, riparte Lo Cicero in 3 contro 1. Anas para per Lo Cicero, c'è Pedrinho, la finta di Lo Cicero che poi sbaglia tutto e con esperienza Murilo la mette fuori. Con esperienza il numero 21 ha evitato un 2 contro 0 perché Pedrinho era già sulla linea di porta. (11:41). Davvero una partita bellissima qui al Palabianchini, piena di errori ma piena anche di tante giocate da ambo le parti. Una partenza a razzo in questa ripresa da parte della Kame. Andiamo anche un po' alla lettura degli altri risultati. Corriere che vince 6-3 ad Arzignano, intanto Anas. Il vantaggio del signor Prestito sul campo del Petrarca con il gol di Vega al 6° minuto della ripresa. Signor Prestito davvero che sta disputando un campionato incredibile, la sua prima esperienza in Serie A. Anas, lancio verso il niente, rimessa dal fondo. Rieti che ormai sta consolidando la quinta vittoria. Intanto Igor, la quarta vittoria per Rieti. Igor, 9 punti insieme a Sandro Abate e Feldi Eboli. Feldi che sta vincendo a Genova, Sandro Abate che domani ospita l'Acqua e Sapone a 10. Il sinistro di Murilo, Casassa. Ovviamente rinviata la partita tra Aniene e Pesaro per gli impegni europei del Pesaro. Sarà recuperata, ha dato a destinarsi Bertoni. Lancio per Murilo. Igor, Bertoni, Igor. La giocata di Juanfran che salta Tiago Bissoni, Juanfran, poi Bertoni. Grande giocata del talento arrivato dal Barcellona. Intanto cartellino giallo per Bissoni per il fallo in precedenza proprio su Juanfran perché era stato dato il vantaggio che non si è concretizzato. Quindi calcio di punizione. Non è calcio di punizione perché il vantaggio si era concretizzato, fallo cumulato, cartellino giallo per Bissoni, primo ammonito del match. Tiago Bissoni al 9° minuto. Giusta decisione degli arbitri. Igor, il sinistro, palla alta. Grande la giocata di Juanfran che era andato via in mezzo a due. Grande talento. Il classe 98. Anas sbaglia il passaggio verso Bissoni che deve recuperare. Attacca Bertoni. Juanfran. Giapaviera. Il parquet bagnato e va asciugato.
Si riparte. Grippi. Siamo giunti quasi alla metà anche di questa ripresa, 3/4 di gara, con il Latina che conduce per 3-2. Palla per Giappa Vieira. Bertoni apre il destro, la deviazione di Anas. Kame che resta proiettata in avanti. Juanfran alla battuta. Grippi, Giappa Vieira si gira. Bissoni non lo fa calciare. Juanfran va via Palmeggiani, palla in mezzo, poi Giappa Vieira se la porta sul destro, direzione Juanfran di testa Juanfran sull'assist di Giappa Vieira. 3-3. Per il Capo Somma con numero 10 Juanfran. 3-3, secondo tempo. Una partita infinita qui al Palabianchini con il pareggio di Juanfran sull'assist dell'onnipresente Giappa Vieira, un giocatore immenso. Giappa Vieira col numero 12, 5 gol in campionato in 5 partite, davvero un giocatore che fa la differenza. Bravissimo Juanfran di testa, distratta la difesa del Latino in questo caso. Bertoni, Giappa Vieira al volo, Caio Giappa la mette fuori. Va via Grippi. Juanfran, autore del 3-3. Bertoni, 9,50. Kame che davvero è sempre in partita. Juanfran, punta Caio Giappa, va via Juanfran. Questa volta Caio Giappa non si fa sorprendere. Palmeggiani, palla per Pedrigno, va via Palmeggiani. La parata di Pietrangelo. Altro talento di Latina, Federico Palmeggiani, ad un passo dal 4-3. Esce proprio Palmeggiani per far posto a Juan Carlos, ma non c'è stato alcun tocco, quindi la palla è uscita fuori. Riparte la Camera Sonno Grippi, palla per Bertoni che perde un tempo di gioco, se la porta sul destro. Caio Giappa, sembrava calcio d'angolo, poi ci prova ancora Giappa Vieira, questa volta sul fondo. Attenzione, si invitano i bambini a non mettere la testa nelle balaustre, grazie. Casassa lancia per Juan Carlos che la tiene, serve Bissoni, 9,20. Caio Giappa, Pedrigno, Juan Carlos, palla per Pedrigno, calcia, impatta bene ma calcia troppo alto Pedrigno, si resta sul 3-3. 9,15 già a giocare. Una partita davvero bellissima per chi la sta seguendo. Lancio di Pietrangelo per Murillo, capisce tutto Bissoni che va via, palla per Pedrigno, il tocco di Igor che è onnipresente, rimessa per il Latina. Grande gesto di Silvio Roccia che asciuga il pallone a Caio Giappa, pallone che comunque viene cambiato. Caio Giappa, palla per Mazzoni, se la porta sul destro, la tiene in campo con un po' di difficoltà, ancora Mazzoni che se la allunga ma il tocco è di Igor, rimessa per il Latino. 9 minuti al termine di questa partita. Attenzione a Pedrigno, palla che si alza in maniera strana e si spegne fuori. 9 minuti alla fine della partita, risultato 3-3, situazione falli 2-2. Pietrangelo, lancio lungo, attenzione che c'è stato un problema con Giappa Vieira che resta a terra. Caio Giappa la mette fuori, scontro 3-2.
Si rialza il numero 12. Intanto il Rieti ha battuto 7-3 l'Arzignano e sale a 12 punti in classifica. È finita in questo momento con la vittoria della squadra di Duda in Veneto. Casi del destino, anche l'anno scorso quando c'era Latina Camedosson c'era anche Arzignano Rieti. L'Eboli che vince 3-1 a Genova e il signor Prestito che mantiene il vantaggio di una rete sul campo del Petrarca. 8-48. Pedrigno, palla per Juan Carlos che la tiene con qualche difficoltà, attaccato da Igor, palla che si spegne fuori. Lancio lungo con Casassa che difende la sfera. Mirko Casassa, lancio lungo a sua volta per Juan Carlos che non la tiene. Juan Carlos vuole il calcio d'angolo e lo ottiene perché il tocco di spalla di Igor era abbastanza evidente. Si riparte con un calcio d'angolo in favore del Latina. Caio Giappa, Juan Carlos, Mazzoni, Juan Carlos, va via Pedrigno, Azzoni con esperienza, l'ultimo tocco è dell'ex Catania, rimessa in zona d'attacco per il Lynx. 8-27. Due falli, parità totale, 3-3 i gol, 2-2 i falli, nessun time out in questa ripresa. Caio Giappa, Juan Carlos, la deviazione, palla verso Mazzoni, Pietrangelo ancora Mazzoni, Vinicius Mazzoni, il Latina è nuovamente avanti al 12° della ripresa. 4-3, è una partita infinita qui al Palabianchini. Il quarto gol dell'X Latina. Primo gol in stagione per Mazzoni, per l'ex Futsal Coba. 8-22 da giocare, Latina nuovamente avanti. 4-3, secondo tempo. Murillo, Ugherani, attaccato, esce bene Ugherani, palla per Azzoni che punta Caio Giappa, Latina nuovamente in vantaggio, Cami ancora a rincorrere, palla per Azzoni, Murillo, la finta di Murillo, Igor, Murillo deve tornare da Pietrangelo, la prende col petto tra le proteste del Palabianchini, effetto ottico di Pietrangelo. Non ho capito se l'ha fatto apposta o è scivolato. Volevano un tocco con la mano di Pietrangelo, ovviamente era calcio di punizione in diretto. Secondo gli arbitri c'è stato il tocco solo col petto da parte dell'estremo difensore della Camedosson. 4-3. Intanto la Feldi 4-1 a Genova. Juan Carlos, va via Juan Carlos, la sfera torna però a Pietrangelo. Lancio lungo, Casassa la fa scorrere. Lancio dell'estremo difensore per Juan Carlos, spalla a spalla irregolare. Terzo fallo per il Latino, l'ha commesso Juan Carlos ai danni di Igor. Grippi di prima per Bertoni, si risistema la Came, va via Bertoni. Caio Giappa in vantaggio. Attaccato proprio dall'ex Asti, Caio Giappa non la tiene in campo, angolo per la Came. Bertoni alla battuta, Igor, Giappa, Vieira, autore di un gol straordinario in occasione del 2-2 momentaneo, va via Bertoni che punta Caio Giappa, poi Igor di prima per Grippi, miglior quartetto possibile per Silvio Rocia, va via Grippi, la palla al centro, si salva Casassa con l'aiuto di Caio Giappa. Casassa serve Mazzoni di testa, non riesce a tenerla in campo, c'era Pedrigno solo dall'altro lato.
che sbracciava. Intanto errore della Kame, rimessa per il Latina. Mazzoni pronto alla battuta, palla per Pedrinho, si salva la Kame. Giapa Vieira, non salta Caio Giapa. E Mazzoni torna da Casassa, 7 minuti al termine. Wanchi, Mazzoni, Pedrinho sul petto di Grippi. Era la risposta via social, era una punizione indiretta perché era un retropassaggio e Pietrangelo non la poteva giocare con le mani ed era in area di rigore, almeno così sembrava da questa visuale, quindi nel caso la prendeva con la mano, con le mani. Era un calcio di punizione indiretto. Intanto ancora Bertoni ad un passo dal 4-4. Tanto il lancio lungo per Igor. Tiago Grippi, Giapa Vieira, Bertoni, 1 contro 1 con Bissoni. Ancora Giapa Vieira. Grippi. Bertoni, fallo netto di Bissoni ai danni di Bertoni. Quarto fallo. Deve fare anche attenzione Bissoni perché è già stato ammonito, l'unico ammonito di questa partita. Altro calcio di punizione dal limite per la Kame, che già ha fatto male in quella posizione con il gol di Grippi dell'1-1. 6 minuti e 17 da giocare. 4-3 Latina. Si è invertita la situazione dei falli rispetto al primo tempo. Adesso è Latina che deve fare attenzione, che potrebbe essere un fattore determinante, soprattutto se la Kame dovesse schierare il power play, il portiere di movimento, come ha già fatto in occasione dello svantaggio nel primo tempo in quegli ultimi 35 secondi. Intanto Grippi sulla sfera, ma c'è anche Murillo che prende la rincorsa. Parte Grippi. Palla per Murillo, in scivolata Caio Giapa. Grippi non è d'accordo, voleva la distanza, rimessa comunque per la Kame. Parquet sempre bagnato. Intanto il pareggio del Petrarca a 7 minuti dalla fine con Del Pizzo, 1-1 tra Petrarca e CMB. Grippi, ancora Grippi, il destro! Tiago Grippi al 14esimo, il pareggio della Kame Dosson Maidoma. La doppietta di Tiago Grippi che sale a 4 gol in stagione. 6 da giocare. Bertoni, Grippi, Murillo, Bertoni, colpo di testa di Giapa Vieira, la sfera arriva a Casassa. Anas, Bissoni, lancio lungo, perfetto per Wanchi che la mette giù, ma è suo l'ultimo tocco. Grippi, autore del 4-4, doppietta per Grippi, autore anche dell'autorete sfortunata in occasione dell'1-0. Giapa Vieira, palla splendida per Murillo. Bertoni aveva tagliato sul palo opposto. Kame davvero pericolosa in questa fase di gioco. Casassa, Bissoni, Mazzoni.
1-2, Caio Giappa, Bissoni, Caio Giappa di prima per Anas, splendida trama del Latina. Mazzoni non la riesce ad impattare Caio Giappa, palla che si spegne fuori. Pietrangelo, Murillo, lancio lungo, sbagliato. Pronto Casassa, 5-10 da giocare. Bissoni, Anas, la giocata di Anas, ma c'è Bertoni che la mette fuori. Ancora Anas, Caio, Bissoni, ultimi 5 minuti della partita, si accentra Anas, palla per Mazzoni, Bissoni, il sinistro, sballato, palla fuori. Grippi, Bertoni, Grippi, Bertoni, Giappa Vieira, Grippi, Bertoni, ancora per Giappa Vieira, col petto Caio Giappa che anticipa Murillo, palla per Anas, 1 contro 1 con Giappa Vieira. Anas, ottimo l'intervento di Vieira, poi Anas serve Caio Giappa, un rimpallo, si salva Murillo. 4-20. Un cambio per il Latina con Anas che lascia il posto a Juan Carlos. 4-20 da giocare, 4-4 il punteggio, 4 falli per Lynx Latina, 2 ne ha commessi la Kame Dawson. Una partita davvero incredibile qui al Palabianchini, con la Kame Dawson che riagguanta per la 4ª volta il Latina. E intanto Bissoni, Juan Carlos, attaccato da Igor. Bissoni, Caio Giappa, Mazzoni, Caio Giappa, la finta di Caio Giappa che non riesce a calciare. Si salva Igor che anticipa Juan Carlos. Ultimi 123 secondi, attenzione, Caio Giappa para per Juan Carlos. Ultimi 240 secondi di gioco. Mazzoni si accentra, Caio Giappa viene anticipato, attenzione con 2 contro 1, palla per Murillo. Si divora il gol del 5-4 la Kame. Grande chance per la squadra di Silvio Roccia per completare il sorpasso. Stato problemi muscolari per Casassa. 3-48. Tutto ok per Casassa che si è rialzato, quindi si ripartirà proprio dall'estremo difensore del Latina. Bissoni, lancio per Juan Carlos anticipato dall'onnipresente Igor. Time out per il Lynx Latina. Time out richiesto dal Lynx Latina, risultati 4 pari secondo tempo, 4 falli Latina, 2 falli Kame Dawson.
Il gioco si riprenderà con una rimessa in favore del Latina. Pedrinho, Bissoni, Juan Carlos, capisce tutto Igor che anticipa Pedrinho, Grippi, Murilo, Grippi, Murilo, Igor, Juanfran, Igor 1-2 con Juanfran, traversa di Juanfran, Camedos sono ad un passo dal 5-4. Ottima trama della squadra di Silvio Roccia con la traversa di Juanfran ad un passo dalla doppietta e dal suo quarto gol in stagione. Intanto problemi ancora muscolari per Casassa che resta a terra, si scalda Menichella. Pedrinho, Casassa, Caio Giappa, Bissoni, lancio lungo per Juan Carlos che la tiene, attaccato da Igor. Juan Carlos, Bissoni sul fondo, anche Latina ad un passo dal 5-4 con il sinistro ad incrociare dell'ex Maritime. Intanto Murilo, lancio lungo, colpo di testa di Grippi che la tiene, ma c'è Bissoni. Juan Carlos, Pedrinho, Bissoni, 2.48, lancio lungo per Juan Carlos che la tiene, Juan Carlos, Pietrangelo, Pedrinho, apre il sinistro, direzione angolo, che partita qui al Palabianchini, che partita. Occasioni da una parte e dall'altra, la possono vincere entrambe la partita, 4-4, 2.42 da giocare. Caio Giappa, Pedrinho, alto. La sfera sta tornando a Pietrangelo. Col numero 1, lancio lungo per Bertoni. Bissoni, senza pensarci due volte, rimessa per la Came. Da seguire questi ultimi 157 secondi perché davvero è una partita che merita tantissimo. Bertoni, Caio Giappa, rimessa. Latina sempre avanti, la Came ha sempre riagguantato la squadra di Basile. Murilo, Bertoni, ancora Caio Giappa. Calcio d'angolo, Murilo, Igor addosso a Pedrinho, resta comunque proiettata in avanti la Came che non molla. Bertoni, Murilo, il destro, la deviazione di Anas, Casassa la tiene ed evita il calcio d'angolo. Possesso Latina, 2:20. Caio, Bissoni, Caio, palla per Pedrinho, passaggio sbagliato. Pietrangelo, lancio per Giapaviera che la mette a terra, attaccato da Bissoni, l'unico ammonito del match. Murilo, Murilo sul fondo. ...120 secondi alla fine. Lancio lungo di Bissoni per Juan Carlos che non la tiene. Murilo, Pietrangelo, lancio lungo per il collega Casassa che la tiene. Bissoni, Anas, ottimo il controllo, poi il tocco di Giapaviera che è davvero ovunque, il numero 12. Bertoni, punta Anas, torna da Giapaviera, l'imbucata, la sfera torna al numero 12, ancora Igor, Came in possesso, 90 secondi alla fine, il lancio di Pietrangelo, sbagliato. Lancio di Casassa per Juan Carlos che la tiene, attaccato da Igor. Juan Carlos, Anas ha tentato il tacco,
Palla per Giapaviera dopo il tocco di Igor. Bertoni, Giapaviera, Grippi, autore di una doppietta. Igor, possesso Kame. Grippi, Bertoni, ultimo minuto di partita. Grippi, palla per Igor, c'è spazio, Igor sbaglia tutto. Stanchissimo Igor, ha giocato davvero quasi tutta la partita. Ha giocato una signora partita Igor. Caio Giapa, 50 secondi alla fine. Anas, non salta Grippi, resta comunque in avanti in Latina. Bissoni, Caio Giapa, ultimo tocco dell'ex Maritime. Pietrangelo serve Bertoni, 45 secondi, attaccato da Juan Carlos, palla per Juan Fran, salta Bissoni ma c'è Casassa, fallo di Juan Fran, netto su Casassa. Juan Fran che ha colpito la traversa, ma da un passo dal vantaggio sul 3-3. Intanto è arrivato il 5-1 della Feldieboli sul Genova. Sempre 1-1 tra Petrarca e Signor Prestito. Il Rieti ha già stravinto ad Arzignano ed è salito a 12 punti in attesa delle altre partite. Ricordiamo che Cyber Telaniene Pesaro è stata rinviata per gli impegni europei dell'Ital Service, che proprio ieri ha staccato il pass per l'Elite Round della UEFA Futsal Cup con un turno d'anticipo. Quindi domani sarà una partita solo per le statistiche da parte della squadra di Colini. Applausi a scena aperta per la squadra di Colini, che andrà a giocarsi la qualificazione per le Final Four in futuro. Anas, lancio lungo per Juan Carlos, stop di petto, 35 secondi, la tiene Juan Carlos, palla per Anas, Anas la finta, ancora Anas che non riesce a calciare, poi Bissoni, palla geniale per Caio, riparte Giapaviera, Giapaviera, la Kame Dawson passa in vantaggio a 25 secondi dal termine. Contropiede letale del Kame, portiere di movimento per il Latina. Sorpasso all'ultima curva per la Kame. Mazzoni per Bissoni, il tocco è di Bissoni, anzi no, il tocco di Giapaviera, resta in avanti il Latina, 13 secondi. Bissoni, Wanchi, parla per Mazzoni che se lo divora, Pietrangelo apre il destro, la palla scende, palla alta, 5 secondi. 5 secondi alla fine. Bissoni, ultimo tentativo, Bissoni, palla per Juan Carlos, sbaglia tutto, Bissoni, il destro di Giapaviera e il gol di Giapaviera perché ha calciato prima della sirena. Il gol vale 6-4, la vittoria della Kame Dawson che espugna nuovamente il Palabianchini dopo la vittoria della passata stagione. Doccia fredda per la squadra di Piero Basile che negli ultimi 25 secondi ha mollato la presa. Grazie per aver assistito. E la Kame Dawson sale a 7 punti in classifica, scavalca il Latina e trova la prima vittoria in trasferta di questa stagione. Dal Palabianchini è tutto, arrivederci al 2 novembre dopo la sosta per la nazionale di Alessio Musti. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Seguite sui social media Links Latina.